Amici di 131, buonasera a tutti, buon giovedì, quindi vuol dire che si torna a parlare di Serie D, puntata bella ricca come sempre, secondo me sarà molto divertente, secondo me anche per Roberto Pinna sarà così. Ciao Roby. Ciao Francesco, ciao a chi ci sta seguendo, quindi a tutti gli appassionati, no, di Serie D e di calcio sardo in generale. Oggi per me è un po' un salto indietro nel tempo, devo essere sincero. Torno sedicenne. Mi sembra giusto, mi sembra giusto. A te l'onore di presentare i nostri due ospiti di oggi, anche se qualcuno avrà già visto probabilmente dal lancio Facebook chi sono i nostri due graditissimi ospiti, però insomma a te la presentazione. Sì, esatto, qualcuno se ne sarà già accorto, no, nei post fatti in serata. Per oggi abbiamo una grande coppia. Uno gioca ancora, Stefano Guberti, jolly offensivo del latte dolce, noi l'abbiamo chiamato un po' così. Poi Stefano ormai ci ha abituato a una carriera che può giocare un po' ovunque. E ovviamente Tore Pinna, bandiera della Torres, con un futuro in panchina, chissà, glielo chiederemo oggi. Ciao a tutti. Nel frattempo Alessio vedo che li Ciao, carica, ecco Tore, ciao Tore, ciao, ciao Stefano. buonasera a tutti. Ciao Buonasera. a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Tore, non ci Ciao vediamo da un po', Stefano. quindi come stai? Tutto a posto? Tutto bene, dai, tutto bene, tutto bene. Stefano, Questo... invece ho visto che sei stato fuori nell'ultima gara, la vostra vittoria. Come va? Come sei anche fisicamente? Come ti stai, diciamo, un po' recuperando anche fisicamente per questa nuova stagione? Forse un po' questo stop ti ha anche aiutato, no? Sì, sì, vengo da una stagione scorsa un po' travagliata. Settimana scorsa ho avuto un piccolo fastidio, abbiamo preferito non rischiare, però già in settimana mi alleno con la squadra e quindi va tutto bene. Domenica Ci ci sei, tengo, diciamo. sì, sì, ci tengo a salutare Tore perché Tore sa quanto gli voglio bene. No, Anche ma a te Stefano. visto che Tore sa Tanto. quanto li vuoi bene, Francesco, io farei presentare uno all'altro, cioè chiederei a Stefano Guberti chi è Tore Pinna, descrivicelo un po' tu. Allora, io ho avuto la fortuna di fare una carriera comunque importante, però tutto è iniziato qua, tutto è iniziato quando c'era Tore, quando c'era Marco Sanna, quando c'erano tutti loro. Io li devo ringraziare perché quell'anno là io non me lo scorderò mai perché nonostante io fossi l'ultima ruota del carro, loro mi hanno trattato benissimo, mi hanno fatto sentire a casa e mi hanno fatto crescere e capire che con il lavoro, con la voglia e con la determinazione puoi ottenere grandi risultati. Poi Tore, ogni tanto ci siamo sentiti anche dopo, perché comunque anche lui è andato, ha fatto delle piazze importanti, quindi siamo sempre tenuti in contatto. Poi io mi sono sposato con una ragazza purtroppo di Sorso Eh, e quindi dai, sì, io ho un bellissimo ricordo di quell'anno là, è davvero un bellissimo ricordo sotto tanti punti di vista. Avrei tantissimi aneddoti da ricordare che mi ricordo tuttora e quindi niente, Tore poi sa, abbiamo ancora tuttora tanti amici in comune, tipo Alessandro Cherchi, tipo altri, e quindi ho solo ricordi positivi. Oltre la parte calcistica, che quella mi interessa meno perché non devo stare a dire io chi è Tore Pinna o cosa ha fatto Tore Pinna perché lo sanno benissimo tutti. Però a livello personale è una persona che mi ha trasmesso tanto e che mi ha trattato davvero quasi come un figlio. Ecco, Tore, ce lo racconti uno di questi aneddoti di cui parlava ah, Stefano? Di quegli anni lì? ne racconto, ne Uno racconto su uno su 100 tutti. milioni che ce ne saranno sicuramente. Stefano se lo ricorda. Allora, il mercoledì sera davano il pay-per-view in via del wrestling e lui e Stefano Cherchi venivano a casa mia. Ci mangiavano, sono secchi, sono magri magri tutti e due, ma ci mangiavano 8 kg di pasto. Non potevamo farci la spesa che dovevamo venire da te a mangiare tutto. Erano miei figli, li picchiava a sangue tutte le sere, la dottrina sempre, la preghiera per la Torres, facevamo la maglia per la maglia e bu, tutte le, teniamo le canzoncine. No, detto questo, Stefano, allora c'era Mister Cucureddu che mi parlava sempre di lui, di Stefano Guberti. Mi ha detto, Tore, questo diventerà giocatore importante, stagli addosso, mi diceva sempre, no, tranquillo, mister. E infatti, in effetti è stato così, delle capacità incredibili, ma una persona, come dice Stefano, non parlo io di Stefano come giocatore perché la carriera sua dimostra chi è Stefano. Parlo come persona, come ragazzo eccezionale, uno che si è sempre fatto volere bene dai grandi, rispettoso, educato.
prima Stefano lo sa, l'educazione che c'era all'interno dello spogliatoio, cose che oggi vengono a mancare, il senso d'appartenenza che c'era per una maglia, cosa vuol dire far soffrire un tifoso, cosa vuol dire rendere felice una città, e noi due lo sappiamo cosa voleva dire, cose che oggi purtroppo vengono a mancare. Ecco, invece Stefano, tornando un attimino all'attualità, poi avremo tempo in questa diretta con Francesco, che è l'uomo a Marcord, di affrontare anche tutti i ricordi vostri, ma in generale anche quelli Anche che nostri, condividete, anche ovviamente. nostri, sì, anche miei. Io penso la giornata contro il Napoli difficilmente la dimenticherò. Però Stefano, ti chiedo, è uscito in settimana il protocollo della Serie D, il nuovo protocollo, forse il primo vero protocollo della Lega Nazionale Dilettanti. Come lo avete preso appunto in squadra, e secondo te è la via giusta per poter avere una continuità, no, del campionato? Ora io, fin quando si tratta di cose di calcio, posso dir la mia. Io su queste cose qua sinceramente non sono ferrato perché non è il mio campo. È ovvio che io ho visto quello che è stato fatto l'anno scorso quando ero in Serie C, che poi lo sto protocollo simile a quello che si faceva in AMB. È ovvio che in una realtà come Serie D non si possa fare, non possa essere lo stesso perché ci sarebbero dei costi troppo sostenuti. Però è anche vero che si è visto pure oggi con i 993 morti che ci sono stati, che è una situazione davvero particolare, e quindi io spero che vengano fatte tutte le cose nella maniera più corretta possibile e più utile possibile, perché non possiamo essere proprio noi che siamo, tra virgolette, sotto gli occhi di tutti a sbagliare qualcosa, perché non facciamo e non attuiamo tutte le cose che dobbiamo fare in modo che non ci siano casi strani di contagi durante una partita o qualcosa del genere. Quindi non è compito mio. Io spero solo che a prescindere da tutto si riesca a fare una cosa che sia equa, perché cercare di tornare piano piano alla normalità sarebbe importante sotto tanti punti di vista. So che in questo momento qua ancora è dura perché ci vuole secondo me ancora tempo. È anche vero che ogni realtà si deve interfacciare poi con quelle che sono le risorse economiche che hanno, perché faccio un esempio: ci può essere una squadra che magari a livello economico è più tranquilla e quindi può sostenere dei costi un pochettino più elevati, c'è qualcuna che purtroppo o giustamente ha un budget più risicato e quindi la si mette in difficoltà. Si sa benissimo che poi quando non arrivano a pagare in certi modi, e poi dopo è tutto il contorno che comunque non ne trae beneficio, quindi è una situazione particolare da studiare per bene, secondo me. Sì, assolutamente, visto che abbiamo parlato un po' di latte dolce, che avete fatto la prima vittoria, diciamo, domenica della vostra stagione, avete incrociato entrambi, Tore, tu sicuramente molto di più, tu Stefano l'hai solo sfiorato da giocatore Udassi, ora però è il tuo allenatore, e tu Tore l'hai trovato da allenatore e da avversario. Che allenatore è Udassi rispetto al giocatore, e ve lo aspettavate così, conoscendolo da giocatore? Inizierei con Tore. Ma Stefano era da giocatore, era, lo posso dire, un rompiscatole, non lo stavo per dire io. un rompiscatole che non c'era il compagno. Però Stefano è uno che si dannava l'anima per la squadra, è uno che faceva fare tanti gol ai suoi compagni di reparto, e secondo me è uno che ha raccolto poco per il giocatore che era. Stefano oggi, come oggi, trovando un attaccante come Stefano Dassi, la Serie B la faceva facile con la sigaretta, per quello che c'è oggi in giro. Da allenatore Stefano invece lo trovo sereno, più pacato, più, insomma, è una bella scoperta, e ha fatto la sua strada. Infatti oggi allenate dolce, sta in Serie D, una piazza importante, e quindi vuol dire che ha tutto dalla sua parte. Ecco Stefano, è ancora così rompiscatole l'Udassi allenatore? Ma guarda, io volevo accodarmi a Tore perché il primo anno io l'ho incontrato solo, cioè, ci ho giocato insieme un anno quando io ero in primavera e mi andavo a allenare con la prima squadra. Dire che era un rompiscatole è dir poco, infatti anche ora ogni tanto ne riparliamo e glielo dico proprio: mister, da giocatore non caga incredibile, era una roba. Da allenatore sì, un po' è diverso, perché comunque, come ha detto Tore, è più pacato, è più tranquillo. È ovvio che ha sempre il suo carattere ed è giusto che lo porti avanti, perché si vede che è uno che comunque ci tiene tanto. Però secondo me magari da giocatore
riusciva meno a estraniarsi perché forse si sentiva ancora più responsabile di quello che magari l'allenatore, perché l'allenatore magari riesce e capisce che magari alcune volte non è lui in prima persona, ma ci sono anche tante altre personalità e quindi deve, tra virgolette, gestire un po' le cose in maniera diversa. Certo, visto che stiamo parlando un po' di ricordi e attualità, Tore, ti faccio una domanda. Che persona è invece Eusebio Di Francesco? Perché noi lo stiamo iniziando a conoscere qua a Cagliari, so che voi avete un rapporto speciale, che ricordi hai di lui? Persona eccezionale, una brava persona, una persona seria, un grande lavoratore sul campo e devo dirti che lui è stato uno di quegli allenatori insieme a Mister Cucureddu che mi hanno cambiato sia caratterialmente ma anche come modo di giocare da portiere proprio, perché penso di essere stato in quegli anni uno dei primi, penso, ed è così, uno dei primi, tra i primi portieri in Italia che giocava molto alto coi piedi, perché Mister Di Francesco giocava con 4-3-3 e mi voleva sempre alto. Io insomma dovevo rimanere a 10 metri dalla difesa, quindi e partivo sempre a giocare la palla dal basso. Lui voleva sempre questo qua, il mister. Infatti devo ringraziarlo perché mi ha dato tanto e se ho fatto bene e ho giocato in piazze importanti anche merito suo, perché ho giocato in B, ho fatto un grande campionato e questo devo tanto al mister che mi ha dato fiducia. Il mister è, secondo me, un grande allenatore che può fare, a mio avviso, fa la strada. E non a caso ricordiamo la Roma che ha battuto il Barcellona e come giocava la Roma di Mister Di Francesco. Dopo nel calcio lo sappiamo, lo sa anche Stefano come va, ci vuole anche un po' di pizzico di fortuna e avere dei dirigenti che credono in te e via. Ecco, Tore, visto che hai parlato di Roma, nel frattempo salutiamo il nostro Andrea Ferrari che col suo commento pinna il metodo Montessori, riferito alle lezioni di Tore ai giovani ragazzi, ai bei tempi. Però appunto, Tore, hai parlato di Roma. Stefano, tu ci hai giocato a Roma, è un ambiente particolare, lo dicono tutti, insomma. Non tutti riescono a dare il meglio perché non riescono a reggere la pressione. Un po' Di Francesco stesso è stato fagocitato nella sua seconda vita nella capitale, visto che insomma ricordiamo che era una leggenda, insomma un ottimo giocatore. Quando tanto salutiamo anche sì, è passata mia figlia, la giovane Guberti e diciamo che tipo di ambiente è Roma, perché appunto tu l'hai vissuto sul campo. È un ambiente molto particolare perché purtroppo lì basta una vittoria per farti sentire o perché la gente dica che sei il più forte del mondo. Di gente parlo in generale, quindi sia tifosi, sia la stampa, sia tutte le persone che ci ruotano attorno. E basta allo stesso tempo una sconfitta per dire che sei una squadra scarsa, imbarazzante, eccetera. Non c'è purtroppo equilibrio. Basta pensare solo che ogni giorno, ogni mattina ci sono 8 radio che parlano dalle 8 alle 4 del pomeriggio solo della Roma. È un ambiente particolare. Penso che uno deve andare lì e deve riuscire a estraniarsi da tutto il contesto, perché secondo me il contesto non ti aiuta a far quello che potresti fare. Infatti spesso secondo me la Roma aveva delle ottime squadre nel corso degli anni e non ha ottenuto dei risultati soprattutto per quello, perché se avesse avuto magari la mentalità, faccio un esempio tipo della Juventus, sotto tanti punti di vista, secondo me avrebbe potuto ottenere risultati molto superiori a quelli che ha ottenuto. Sì, sono d'accordo con te. Sempre per parlare un po', insomma, un po' di Amarcord, tornando invece a Torre, ma anche a Stefano, insomma, quella Torres del 2005-2006, che squadra era? Cioè, perché veramente, adesso Roberto chiaramente parla anche in questo momento da tifoso, e l'ha vissuto all'epoca da tifoso. Io in realtà, insomma, a Cagliari si guardava in maniera diversa, certamente, però, insomma, era una squadra che rubava gli occhi perché insomma arrivare a battere il Napoli, arrivare così lontano, cosa è mancato in quella stagione? Tore e poi Stefano. Ma in quella stagione è mancato magari qualche rinforzo in più nel momento crudo del campionato. A gennaio serviva magari qualche altri 2 giocatori, secondo me, e potevi veramente puntare a vincere. Del resto è mancato un po' di fortuna e forse nessuno si aspettava di trovarsi lì alla fine. Magari siamo mancati nel momento crudo.
mentre durante l'arco del campionato abbiamo fatto grandissime prestazioni, ci sono delle partite indimenticabili, ci sono degli aneddoti indimenticabili, vedi contro il Napoli, vedi contro altre squadre dove se tu entravi nello spogliatoio nostro e sembrava, sai, quando apri la porta c'è il buio e esce l'uomo nero, quella è la nostra squadra. Uscivano i pitbull con la baffa alla bocca, e Stefano lo può dire. Io un giorno, per dirti, il giorno del Napoli, sono andato all'infermeria e passo e vedo quelli del Napoli giocando a calciottini, cazzeggiando, ridendo, scherzando fuori, proprio come dovevamo fare una partita, sai, un amichevole, sono entrato dentro lo spogliatoio, ho detto, quelli stanno giocando a calciottini, stanno ridendo, pensano ce ne fanno 4 oggi. Vedevi, c'era Marco Sanna, mi sa che stava limando i tacchetti. Cose bellissime. Tra l'altro quella era una squadra che insomma era riuscita a mixare bene giovani e meno giovani, diciamo così, comunque giocatori di esperienza. C'erano giocatori importanti, la società aveva investito, perché se vuoi vincere, vuoi fare qualcosa di importante, tu puoi andare bene una volta che azzecchi l'anno, che trovi l'amalgama giusta tra grandi e giovani, però dopo, quando sei una società seria che vuoi vincere, devi partire con una base importante, perché per vincere ci vogliono giocatori importanti, ci vogliono investimenti, se no la fortuna ti può capitare una volta. L'ho imparato sulla mia vita e penso che Stefano sia concordo con me. Sì. Stefano? Sì, come diceva Tore, purtroppo quando riesci a fare degli investimenti giusti e importanti hai molte più possibilità di vincere. È ovvio che devi farli con una logica. È anche vero che quando becchi l'annata, come diceva Tore, giusta, lì devi essere bravo al momento giusto a rinforzare e a mettere quel pizzico di qualità o quel pizzico che manca, lo devi cercare di portare a gennaio. Solo che Tore lo sa meglio di me, era un'annata abbastanza particolare perché poi è andata a finire come tutti sappiamo e secondo me forse anche loro non ci credevano per bene, perché non si aspettavano che potessimo tenere fino alla fine. Esatto. Anche perché da quella squadra lì in tanti sono andati poi in categorie importanti, perché comunque vabbè, Marco Stana l'aveva già fatta, Tore è andato in Serie B, Luci tuttora gioca in C ma ha fatto un sacco di anni in Serie B, Pesce ha giocato in B, ha giocato in C, c'era al tempo Marchini che comunque è andato anche a giocare in Serie A. Alessandro Frau lo conoscete tutti benissimo, quindi è una squadra che evoca tuttora, che segna, eccetera. Quindi era una squadra importante che magari nessuno aspettava che potesse arrivare lì, perché comunque molti eravamo sconosciuti. Nel momento in cui però arrivi a gennaio, che sei là a giocartela, devi provarci. Io ero un ragazzino che non capiva nulla, e Tore ve lo può dire, perché per me era il paese dei balocchi, nel senso che non capivo, essendo il primo anno di professionismo, non capivo dov'era, non capivo cosa c'era, ma io giocavo per divertirmi, perché comunque per me è un divertimento. Poi ho capito giocavi che in booster, Stefano, va detto questo. Su quella fascia eri in booster senza casco, praticamente. No, se lo trovavi ti facevi crociati, sicuro. No, ma visto che avete parlato, no, di ovviamente tantissimi di quella rosa che poi sono arrivati in categorie superiori, c'è qualcuno invece di quell'anno che poteva fare di più secondo voi e alla fine è stato magari sfortunato e non è riuscito ad avere quello che meritava? Magari inizio da Tore e poi con Stefano. Non ho capito, scusa la domanda. Se secondo te di quella squadra lì, no, 2005-2006, c'è qualcuno che in realtà non è riuscito a fare la carriera che sarebbe meritato? C'erano diversi giocatori, secondo me, che adesso a ricordare chi più, chi meno, però erano giocatori già una C1 stretta per tutti quanti noi. Penso di dire la verità, perché quel campionato lì era un campionato di Serie B, non era una C. Stefano? Penso che Stefano... Ma quell'anno lì c'era qualche giocatore che io ero un ragazzino e quindi penso adesso a come erano allora. Mi ricordo, faccio esempio, c'era un difensore che non so se si ricorda, che era Bartolucci, che veniva dalla Juventus. Bartolucci dalla Juventus, sì. Che aveva potenzialità fisiche, tecniche per poter fare una carriera importante e secondo me non ci è riuscito per tanti motivi, forse perché a livello mentale non era forte, forse perché non a livello caratteriale lui era più
bravissimo tecnicamente, ma a livello ambientale si frenava un po', sentiva molto la piazza. Ma Sassari prima, ragazzi, Stefano lo sa, Sassari era una piazza che se prima ti trovavano in giro ad Isore, ragazzi, arrivavano in 50 tifosi al locale. Oggi è una pacchia a Sassari, oggi è una pacchia. Ecco, visto che stiamo parlando di ieri e oggi, Torre, ti aspettavi un inizio così difficile per la Torres quest'anno? Non mi aspettavo, perché dalle parole che avevo sentito quest'estate pensavo che la Torres facesse un campionato di vertice, campionato. Abbiamo anche la figlia di esatto, neanche la figlia di Stefano se in l'aspettava. diretta. no, vedi che è casata anche la figlia di Stefano. Questo era il maschietto, questo era il piccolo, il maschietto. Ah, ecco. No, se no, volete, non me l'aspetta. se ne volete ne ho qualcuno da darvi, ne ho tanti qua dentro. No, distribuire figli a destra e a sinistra. No, sicuramente mi aspettavo veramente una partenza importante, da quello che si era detto, da come doveva essere la squadra. Pensavo che la Torres oggi parlavamo di trovarla tra le prime in classifica, la verità, perché è stata fatta una mossa importante, è stato smantellato un gruppo importante, perché e dopo si è detto che si sarebbe migliorato quel posto lì. Purtroppo oggi le cose stanno andando molto male e ci ritroviamo lì risucchiati all'ultimo posto a 0 punti. Questa è una cosa che fa male, e non sono, lo dico proprio pubblicamente, che non mi fa piacere, perché se qualcuno pensa che non ci sono io, sono contento, sbaglia di grosso, perché la Torres è casa mia e sono andata 2 volte a vederla e ho pagato il biglietto per vedere la mia squadra del cuore, lo dico con fierezza. Quindi mi dispiace tantissimo, punto. Francesco? Già il fatto che abbia usato insomma il plurale, no? Dimostra Esatto. il tuo attaccamento come sempre alla causa della Torres. No, tornando un po' a quello che dicevamo prima, no? Del livello di quella Serie C, Stefano, e anche per Tore poi, perché insomma avete fatto entrambi sia la Serie B che la Serie C, Stefano, tu ultimamente, insomma negli ultimi anni. Quanto è peggiorato il livello? Nel senso che una Serie B di quando c'era Tore, oppure anche di quando c'eri tu, Stefano, perché ricordiamo gli anni ad Ascoli e a Bari, insomma. Quanto è peggiorata questo calcio italiano da quel punto di vista? Perché poi molti dicono, adesso non ricordo se fosse l'ultima puntata, Roberto, che ci aveva detto Arvia e della Nuse, però ha detto non c'erano gli under, cioè è cambiato tutto quando hanno messo gli under. È proprio così? Guarda, io ripeto, non voglio essere presuntuoso né nulla, lo ammetto sinceramente che avevo perso un po' conoscenza col campionato dilettantistico sardo, e quindi non ero molto ferrato. Io mi ricordo che quando ero io in Serie D c'era sempre la regola dei 4 under, che c'è tuttora, anche se è cambiata la fisionomia, però è sempre quella. E il discorso delle categorie superiori, io una spiegazione ce l'ho, soprattutto partendo dalla Serie C, perché pure la B ora si è abbassato un po' il livello perché per tanti motivi. Ovviamente uno è la parte economica, ma la parte economica è dipesa secondo me da un fatto, soprattutto in Serie C. Io sono pro giovani, cioè io posso smettere pure oggi, a patto che i giovani che vengano utilizzati perché abbiano un futuro, perché abbiano non un'età per cui devono giocare, perché faccio esempio in C se giocano i 97, 98 le società prendono c'è il minutaggio, non so se sapete, sì. eccetera, esatto, Sì, c'è il sì, minutaggio, sì, praticamente, esatto. Il problema è uno, ed è quello a cui io mi lego sempre, va benissimo dare spazio ai giovani, non sono il primo che vuole, però devono essere giovani validi, perché se tu li fai giocare solo perché ti danno il contributo e poi l'anno dopo, che non sono più giovani, li mandi a casa, non c'ha senso, perché così non stai valorizzando, così non stai creando qualcosa. Oltre al fatto che secondo me il lavoro sul settore giovanili è fatto da pochissime società in maniera veramente seria, perché anche lì è sempre una cosa legata a livello economico, perché vanno a risparmio, vanno a prendere magari, che ne so, l'allenatore del posto che non ti chiede niente, te lo fa come favore o ti prende una fesseria, quando in teoria la formazione dei giovani è la cosa più importante, perché ci sarebbero molte società che potrebbero creare, diciamo, il proprio, non dico il proprio budget, però sicuramente
con i loro giovani si potrebbe dare una grossa mano, soprattutto in queste categorie qua, dove devi giocare per forza un 99, un 2000, un 2001, un 2002. Una società in Sardegna, se riesce a crearsi giovani in casa propria, non deve andare a prendere da fuori e quindi non gli deve pagare vitto e alloggio, e in più si valorizza i giovani propri. Però deve essere fatto un lavoro nel settore giovanile da quando i ragazzi sono abbastanza giovani, perché se tu lo fai quando hanno 16 anni è già troppo tardi, perché se poi a 17 o 18 devono giocare è ovvio che non li trovi pronti. Poi la fortuna è che insomma il talento comunque dalla strada, no? E quindi un Guberti alla giovane età di 36 anni, perché siamo coetanei, caro Stefano, quindi siamo giovani, io lo dico sempre, questa trasmissione è proprio, come dire, ogni volta lo dico, però soprattutto un Tore Pinna che ha 44 anni, gioca in Serie D e fa i numeri, perché Torre, diciamo la verità, 2 anni fa la Torre se l'è salvata anche sul campo, al di là di tutto, non va dimenticata questa cosa. Ma perché credi nello spirito del lavoro, perché credi negli ideali. Vedere soffrire la tua squadra così ti fa arrabbiare, dici, oh, ma alleno, gioco io, sono con grande rispetto per i greci, ma giovani però, ragazzi. E il calcio è calcio, quando entri lì devi saperli usare questi, capito? Ha detto, guarda, voglio lasciarmi il discorso di Stefano, perché Stefano ha parlato benissimo. Il problema di oggi, del calcio di oggi, è quelle società e queste regole che purtroppo ai tempi nostri un giovane giocava perché era veramente bravo e arrivava alla Torres perché era forte, la gente faceva la fila per venire alla Torres, ma alla Torres arrivavano e entravano solo quelle persone che erano a livello cioè che avevano le qualità per entrare alla Torres, cioè solo così puoi crescere, se no non si va da nessuna parte. Il settore giovanile è importante e voi alla Tedoce avete un buon settore giovanile con degli allenatori, ne cito uno in particolare, Pierfranco Simula, che l'avevo segnalato anch'io a Mister Mereu, era andato con la rappresentativa sarda, aveva vinto un titolo, ha fatto sempre bene con i giovani, quindi sia gli allenatori sono importanti, gente che è preparata, gente che ha patentini, gente che studia, ci vuole una cittadella sportiva, ci vuole un impianto, una foresteria, solo così puoi dal settore giovanile te li puoi portare alla prima squadra, se no non farai mai niente, perché i giovani per noi sono fondamentali, sono cose troppo importanti, cioè, e dopo tutti questi che è vero che oggi il campionato a livello, i campionati italiani sono un po' scarsi perché i giovani giocano per i minutaggi, per ricevere soldi dalla Lega. Uno deve giocare perché è bravo, se no è inutile, perché dopo fra un anno, poverino, quel ragazzo si ritroverà dalla Serie D sbattuto Mari in promozione e gli fai perdere tutta E poi la magari gioia. l'anno dopo smette pure. E l'anno Perché, dopo insomma, smetti questo pure. dice la Invece storia. meglio essere sempre sinceri e leali, dire la verità, cioè non inventarti le bazzecole, lo accontenti perché ti serve in quel momento e dopo l'accantoni, non esiste. Ed è questo sbagliato. Ecco, ma visto parlando invece di Tore allenatore, che fa anche rima, però è un po' il futuro, no? Di Tore Pinna. Tore, c'è stato l'avvicinamento in estate, no? Al carbone, ne abbiamo parlato, lo abbiamo anche raccontato, poi non è andata a buon fine per, diciamo, anche problemi ambientali. Ti chiedo cosa c'è nel tuo futuro, perché ho visto una storia con Alessandro Frau che mi ha messo molta curiosità, te lo dico. Ma nel mio futuro sicuramente un domani, non so quando sarà, spero di tornare a casa mia. Quella è la prima cosa che spero, perché la Torres è casa mia, perché ho fatto 20 anni a Sassari, dopo sono dovuto andare via perché non mi potevano più tenere, solo per quel motivo. Sono firmavo anche senza contratto, quindi e spero che succeda un qualcosa di importante per la città nostra, perché stiamo soffrendo. Io giro per la città adesso. È la stessa cosa che penso io. La pensiamo un po' tutti a Sassari così adesso, Ste. Io sono appena arrivato da poco, ma ho già capito un po' com'è la situazione è abbastanza calda a Sassari, nel senso che purtroppo sono successe delle cose che un po' dal campionato dello scorso anno a stare terzi in classifica, a rivedere la squadra così un po' ti dà fastidio, però dispiace tanto.
il mio futuro è quello, spero un domani di tornare a fare quello che so fare bene. Il preparatore, ho allenato in seconda, il motivatore, quello che ti fa capire quali sono gli ideali e quello che ci vuole per indossare una certa maglia. Anche Queste cose qua. l'educatore, Tore, come tornando al discorso che Molte facevamo volte prima. sì, esatto, hai ragione, ma tu scherzi, ma è così, perché la gente molte volte, Stefano te lo può dire, quando tu arrivi da fuori, vieni qua, ti prendi i soldi, non c'hai quella mentalità, nessuno che ti dice dove sei, dove stai, e quindi fai quello che vuoi, e inizi a perderti la testa più per andare a comprarti i vestiti in giro, per puntare le pischelle, per questo, e magari molti di questi è così, perché hanno contratti importanti e se ne fottono. No, vieni qua, fai il giocatore, dopo quando c'è il divertimento, ma prima onora la maglia, rispettala, sudala, dopo puoi fare quello che vuoi, perché Sassari è così. Dispiace vedere la Torres in questo stato, la società che purtroppo sono successe diverse vicende che ha fatto sì che si rompesse quella magia che si era creata, perché sono sicuro in quella squadra l'anno scorso con 3 innesti saremmo potuti essere in alto, però quello che penso io, spero e mi auguro che la mia Torres riesca già da domenica a uscire da questo vortice e si creino in futuro pian piano andando dei presupposti per rivedere la nostra Torres dove merita di stare, perché la Torres non può vivere eternamente in Serie D. Quanto ti spiace non aver fatto questa avventura con Mariotti però a Carbonia? Il mister è una persona che mi vuole molto bene, che mi ha veramente dimostrato affetto, uno di quegli allenatori che mi è stato sempre vicino anche nei momenti brutti. Mi è dispiaciuto tanto, però questo è il calcio. Il calcio è così. Mi dispiace più tanto non essere alla Torres, Certo. che questa è la verità, lo sapete tutti, non è, mi nascondo, però è così, la accetto e non sono arrabbiato, la cosa la sto vivendo serenamente, molto serenamente, vado a vedere le partite, sono andato a vedere a Stefano, sono andato a vedere altre partite, quindi sono tranquillo. Mi dispiace solamente, non sono felice né per la squadra né per la società, anche se ha fatto delle scelte magari un po' errate, però sbagliare è umano. Anche non sono felice che il presidente magari in questo momento è contestato come, perché lui magari sbaglia, però ci tiene alla squadra e sono sicuro che troverà per il futuro una strada giusta, consona, perché lui ha sempre detto che vuole bene alla Torres e sono sicuro che troverà la strada giusta per un futuro roseo per i prossimi anni della Torres, e non dico altro. Ecco, non dire altro. No, Stefano, invece ti chiedo come ti vedi invece una volta che appenderai le scarpe, quando farai spazi ai giovani, per usare le tue parole, ecco, uso le tue Tra parole. 10 anni, Stefano, Ovviamente, devi tra prendere 10 anni. l'esempio da Tore. Ti vedi Tore più fisicamente allenatore sta o osservatore, team manager, oppure mollerai proprio il calcio? No, io mi vedo allenatore tutta la vita. Ho già preso il Pensavo, per primo un attimo pensavo patentino. dicessi in campagna con De Martis, per come stavi No, no, scuotendo no, la testa. non ce la faccio a stare senza calcio. Nonostante siano passati tanti anni, mi accorgo sempre di più che dura. Quando penso al giorno in cui smetterò, è dura pensare di non stare più in uno spogliatoio, di stare a casa. Io non è roba che mi piace a me, ma non perché devo per forza fare qualcosa, ma proprio perché mi dà gioia, mi dà serenità, mi serve anche come sfogo. Quindi io vorrei provare a fare allenatore, poi ripeto, sarà sempre il campo a dire se sono in grado oppure no. Il primo patentino l'ho preso, vedremo poi quando smetto quale sarà la strada, cosa succederà. Non sono uno che, come Tore lo sa, io sono un testone perché sono abbastanza sardo su questo, anche se sono stato in Sardegna sono sardo. Sono abbastanza testardo, quindi se sono convinto del mio vado avanti. Poi se mi accorgerò che non è qualcosa che mi compete, faccio un passo indietro senza problemi. Ecco, com'è stato invece il ritorno in Sardegna dopo tanti anni? Anche con i bambini, no? Cioè, come ti sei calato in questo ritorno a casa? Questo è stato il motivo principale per cui sono tornato in Sardegna, perché comunque
so che qua sto bene. La scelta è stata ponderata a 360 gradi perché comunque avendo una famiglia e non essendo più da solo ho messo tante cose sulla bilancia. Sicuramente avevo la possibilità di stare magari in Serie C in qualche altra squadra, ma pensare al fatto di dover trasferirmi i miei figli da scuola, fare cambiare scuola un altro anno, portarli in un'altra parte, per andare magari un anno lì e poi non sapere che succede, ho preferito fare una scelta completamente diversa. Ho preferito mettere un pochettino la mia famiglia in primo piano e allo stesso tempo vorrei provare a dare una mano negli ultimi anni di carriera in Sardegna a fare qualcosa di carino. Vorrei poter dare una mano sotto tanti punti di vista. Non so cosa riserverà il futuro sia per me che per il Latte Dolce che per la Torres. Io spero solo che in Sardegna si possa fare qualcosa di meglio, perché sono dell'idea e sono l'ultima persona che può parlare di questo perché sono stato tanti anni fuori, però sono dell'idea che secondo me si perde tanto tempo in tante cose che poi non portano a dei risultati che si potrebbero fare in maniera molto più semplice. E siccome in Sardegna, secondo me, abbiamo bisogno di squadre come la Torres, anche la stessa Olbia che comunque sta cercando di calarsi un campionato di Serie C, anche se sì, affiliata al Cagliari, quello che volete, però stanno cercando di fare qualcosa di diverso e io vorrei dare una mano sotto questo punto di vista qua, perché secondo me avere una squadra in Serie C a Sassari è il minimo che ci debba essere, ma perché, come diceva prima Tore, porta tante cose diverse. Se si crea qua un ambiente, non dico diverso, però un ambiente professionale dove chi viene qua sa che deve fare le cose fatte a modo, si crea una credibilità diversa, si crea una voglia diversa di venire in Sardegna. Molti vengono in Sardegna perché magari no, si sta bene, c'è il mare, c'è questo, c'è quell'altro. Io vorrei che la gente venisse in Sardegna perché ci sono delle squadre C'è una grande importanti dove si squadra. può fare bene e dove può essere un trampolino per poi fare qualcosa ancora di meglio. E io vorrei quello. Ma questo Latte Dolce com'è, Stefano? Perché noi l'abbiamo visto dal vivo, però insomma dall'interno abbiamo chiesto un po' ai vari tuoi compagni, un po' a Marco Cabeccia, a Daniele Bianchi, a Gigi Scotto, però insomma, tu che lo stai conoscendo da adesso, questa Allora, realtà. io ammetto che non sapevo com'era il livello in Serie D, quindi lo sto incominciando a conoscere adesso. Sicuramente Tore poi li conosce meglio di me. Ci sono dei giocatori importanti alla Latte Dolce, come i nomi che hai detto tu, sono giocatori che comunque in questa categoria sono un lusso. Secondo me, io parlo per quello che ho visto finora, ci sono tutte le potenzialità per fare qualcosa di importante, perché c'è una società seria, delle persone serie, un ambiente sano. Ovviamente non Sicuramente stiamo parlando di Gigi Scotto perché altrimenti... no, lui è quello che no, ci È sono tante l'eccezione. cose, esatto, ci sono tante cose positive sia a livello tecnico che a livello societario. Ovviamente allo stesso tempo ci sono tante cose che si possono migliorare e io spero di dare una mano sotto questo punto di vista qua. Non so, e lo ammetto in maniera molto sincera, Torre prima stava parlando della Torres, di che squadra abbiano fatto, nel senso che Torre dice che doveva fare una squadra importante. Io vedendo i giocatori con cui sto quest'anno e vedendo le altre squadre che abbiamo affrontato, posso dire che sicuramente il Latte Dolce ha dei giocatori importanti per poter fare un campionato importante. Però ripeto, poi non sono solo i giocatori che fanno che devono far sì che si vinca il campionato, ma è il fatto di diventare una squadra vera e propria che fa la differenza. Se mi potete permettere, anche avete una società che ha investito tanto, che vuole fare del calcio serio, un gruppo di imprenditori sassaresi che veramente a livello, parlo anche a livello mondiale, si sta esprimendo in una maniera egregia, con dei contratti, con delle case automobilistiche importanti, e quindi fa sì questo che cioè, non vi fanno mancare niente. È fondamentale quando un giocatore non manca niente. Siete arrivati 7-8 giocatori importanti per questa categoria e voi meritate, cioè per quello che ha investito la vostra società, di fare un campionato importante, perché bisogna dirlo, perché qua di investimenti ce ne parecchi e sono sicuro, Stefano, tu sei un grande professionista, che alla fine il Latte Dolce verrà fuori
come Stefano Guberti, che io conosco, mio fratello, perché mio figlio Stefano, il piccolo. Io so che Stefano sta soffrendo perché lui vorrebbe essere già a 400.000 all'ora. Sono venuto a vederti, Ste, ma lo so, tu stai piano, prenditi il tempo, ma lavora. il booster è ancora lì in garage a Sorso, Gli ho cambiato, gli ho messo Leo Vinci la marmitta. Esatto. Ma solo un po' più di rumore, ma va come un tempo. Sì. Tore, Vedrai, Stefano. Io purtroppo sai come sono fatto, io sono un testone su questo, io fino all'ultimo giorno che giocherò, io voglio andare a 6.000 all'ora, nel momento in cui mi accorgo che a 6.000 all'ora non ci posso più andare, io mi fermo, perché non voglio prendere in giro nessuno. Ma io lo so, infatti lo so quanto stai soffrendo, perché hai passato una stagione travagliata lo scorso anno e non è facile quando riprendi da un infortunio abbastanza importante. Però io conosco Stefano Guberti, alla fine verrà fuori e farà la differenza, perché è un giocatore uno che è stato sempre in quelle categorie, è giocatore, non è che si dimentica di giocare, bisogna solo avere la pazienza che uno trova la condizione, perché c'è la voglia, c'è la testa e ancora c'hai tanto da dare, Ste. Quindi il problema di quest'anno è che non si capisce nulla, perché giochi una partita e poi ne salti un mese, è un disastro. Esatto. Il problema è di questi campionati, e soprattutto per colpa di questo Covid, ti trovano 3 positivi e fermi tutta la squadra e vai in quarantena. Ti fermi 10 giorni, 15 giorni e devi riprendere, rifare un altro tipo di preparazione. Rischi di farti male da un momento all'altro e perdi tutto. È difficile, è un campionato anomalo. Infatti, ma anche vedendo le partite, i ritmi, confronto al solito, sono messo molto più bassi perché le squadre non sono preparate per tenere ritmi alti che magari riesci a tenere quando giochi domenica in domenica. Certo. Questi sono tutti sicuramente aspetti da tipo Carboni a Gladiator, Francesco, che praticamente hanno giocato 60 minuti, te la ricorderai perché siamo andati là, poi gli ultimi 40 minuti. Esatto. Questa è una citazione dotta. Sono state solo rotture di tra l'altro giocata a Villa Massargia, che esatto, a Villa Massargia. Hai mai giocato in quel campo, Stefano? Ci ho giocato da ragazzino, quando ero ragazzino. Ok, sì. Perché noi siamo lanciati dicendo che quel campo aveva visto i primi calci di Stefano Guberti, ma senza saperlo benissimo. A dire la verità, se proprio voglio essere sincero, ci ho giocato solo una volta in campionato perché mi avevano convocato i juniores, perché quando io ero ragazzino giocavamo nel campo giù che era in terra. Però una volta ci ho giocato. Però c'è tutti i miei amici che giocano là, conosco tutti a Villa Massargia. Certo. Giustamente. Così come Tore conosce tanti di quelli che fanno parte del Carbonia, visto che insomma dall'allenatore in giù, poi insomma anche altri ex compagni. Li ho fatti tutti i campi. Vabbè. Sì, Tore conosce anche a Villa Massargia, anche dove è Rostisco. Sicuro, qualche amico ci avrò lì, qualcuno ha aperto qualche bar, ex giocatore. Esatto. Qualche Galapagos. Va bene. Allora, grazie a Stefano Guberti e a Tore Pinna. Ricordiamo intanto che comunque che la Tedoce torna in campo domenica contro la Fragolese e anche la Torres in casa contro in teoria perché Virtus Artena. Visartena, sì. Virtus, come si chiama? Visartena. Visartena, non sono abituato a Pesaro, queste squadre qua, no? Okay. Squadre, Giustamente. Grazie davvero a Stefano. Grazie a voi. Per essere stati con noi. Appuntamento settimana prossima con giovedì come sempre, però tanto restate sempre su 131 perché ci saranno altri appuntamenti come sempre in diretta. Grazie anche a Roberto Pinna. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao.